RSIT è un progetto finanziato dalla Regione Veneto con il Fondo Sociale Europeo, vede come capofila Ca' Foscari e ha come partner operativi e di rete gli enti di formazione e le associazioni di categoria del Veneto. Ha un obiettivo molto alto, che è quello di mettere in rete imprenditori, territorio, stakeholder del Veneto, per affrontare in modo innovativo il tema della responsabilità sociale d'impresa. Sono stati organizzati due primi incontri, uno sul tema del credito e uno sul tema del welfare aziendale, che è quello di cui stiamo parlando oggi. Ne saranno organizzati e pianificati altri sui temi principali appunto della responsabilità sociale d'impresa, quindi si affronterà il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, del benessere in azienda, inteso come sicurezza, sul tema dell'economia circolare e delle filiere agroalimentari. Quindi tutti temi che sono specifici dell'Agenda 2030 e che troveranno quindi un ampio riscontro anche nelle tematiche della responsabilità sociale. Il progetto è in fase di esecuzione, non abbiamo ancora definito le date dei prossimi incontri, anche perché ci dobbiamo scontrare con quelle che saranno le nuove direttive che prevede i nuovi DPCM nazionali per il Covid, perché l'obiettivo di questo progetto è anche introdurre una modalità innovativa di affrontare questi temi, quindi non solo con workshop settoriali specifici, ma con un confronto continuo e costante fra i diversi attori del territorio. Quindi questa modalità di vicinanza e di confronto dovremmo adattare a quelle che saranno le nuove prescrizioni che verranno date dal Ministero della Salute. Il valore di questo progetto non è tanto nella quantità di workshop o seminari che si terranno nel corso dell'anno, ma nella modalità che vede un coinvolgimento vero dei partner, quindi capofila Ca' Foscari, partner sono i partner operativi che interverranno in modo specifico, ma anche le associazioni di categoria. È la prima volta che ci si mette attorno a un tavolo per studiare una modalità innovativa, come si diceva nella gestione, ma solo in questo modo si potrà anche superare quello che è un po' il nostro limite, che è quello di guardare solo all'interno delle nostre realtà. Quindi associazioni, imprenditori, stakeholder del territorio, amministratori, un mondo che lavora costantemente e quotidianamente con la stessa tematiche, nelle stesse tematiche, ma che trova finalmente un modo per condividere obiettivi e modalità. Per me è stato positivo, credo che continuerò se c'è l'opportunità con questi incontri, soprattutto con la dottoressa Cristina, che era consulente del lavoro, esperta del lavoro, dove da imprenditore ho imparato anche qualcosa, devo dire, sull'assunzione, ad esempio, sull'assunzione dei dipendenti, come si deve fare, cosa vuol dire welfare, cosa vuol dire smart working, cioè tutte nuove prospettive che stanno venendo avanti. Io sono un po' un imprenditore, come dicevo durante il seminario, io sono un po' un imprenditore alla vecchia maniera, sono ancora abituato alla mano. Per me i dipendenti non sono numeri, sono persone. E quindi non è che finito il contratto di lavoro dico il numero 10 sta a casa e non lo guardo neanche in faccia come succede nella grande industria, e questa è la grande differenza che vorrei sottolineare tra impresa artigiana e grande industria. Poi sulle assunzioni volevo tornare sul discorso della dottoressa Cristina, che è una cosa che non avevo mai osservato in tanti anni di lavoro. Ho il vizio di elencare tutte le belle cose della mia azienda. E mi sono accorto veramente, con le osservazioni che faceva la dottoressa, che ho sbagliato, che sbagliavo. Io devo là ascoltare il dipendente cosa vuole. Dopo io capisco se lui è adatto alla mia azienda, perché magari lui ha delle altre prospettive, io le vendo tutte altre cose e magari dopo non è contento lui o non sono contento io, quindi sono piccole cose, piccole particolari che contano
all'interno dell'azienda. Smart working, un'altra cosa dove è stata dibattuta è o welfare. Non so se stiamo valutando bene il costo socio-economico che porta questo tipo di lavoro. Io parlo da imprenditore. Va bene che stiamo attraversando un momento particolare, questo Covid-19, queste persone che lavorano da casa. Io come artigiano, come imprenditore, devo dire che non è come rapportarsi con una persona. Cioè le pratiche all'interno dei comuni o all'interno degli uffici, degli uffici pubblici sono fermi, non si sa a chi ci si può rivolgere. Poi c'è anche un costo, dicevo prima, socio-economico, cioè i problemi della famiglia che non sono da sottovalutare e il problema economico, cioè tutte queste persone che lavorano da casa, tutto l'indotto che era legato agli impiegati, alle tavole, mettiamo le tavole calde, i ristoranti, gli affitti, gli uffici che sono vuoti, se andiamo a Milano sono vuoti. E qua dobbiamo fare una riflessione, perché io dico sì, è giusto che guardiamo avanti, però facciamo una riflessione. Sappiamo che noi siamo una società di consumi. Il 70% di quello che consumiamo è superfluo. Quindi o noi alimentiamo questo 70% o forse andremo incontro a qualche problema nel futuro. Va bene, ci saranno altre opportunità, quant'altro, però è da prevedere queste cose. E quindi credo che questi corsi, questi seminari, assieme all'università e a tutte le altre associazioni del territorio, credo che siano importanti e che possano aiutarci a raggiungere quell'obiettivo. Difatti il progetto parla del 2030 e quindi credo che sia opportuno metterci in moto oggi per avere dei risultati domani.